Signore, ancora noi vogliamo venire alla tua presenza. Vogliamo, Signore, che tu possa plasmare i nostri cuori, la nostra mente. Signore, ti prego nel nome di Gesù, ti preghiamo nel nome di Gesù. Fa, Signore, che il nostro cuore e la nostra mente recepiscano la tua parola secondo lo Spirito e non secondo la carne, secondo il cielo e non secondo la terra, secondo, Signore, il tuo cuore e non secondo il nostro cuore, nel nome di Gesù Cristo, Signore eterno. Amen. Grazie, Signore. Alleluia. Allora, ci accomodiamo e andiamo a prendere subito Atti 5. Intanto volevo dirvi che in Israele è stato trovato un altro sigillo, un sigillo molto importante perché apparteneva, a quanto pare questo sigillo apparteneva al profeta Isaia. Si sa che apparteneva a lui perché c'è scritto che proprio il suo nome, che apparteneva a lui ed era un funzionario del re. Diciamo che al 90% sono sicuri, c'è un piccolo dubbio perché manca un pezzettino di questo sigillo e quindi non sono sicuri al 100%, ma gli studiosi sono convinti che apparteneva al profeta Isaia. Un'altra buona notizia, più bella, per me la più bella, è il sigillo di Isaia, che testimonia ancora una volta che la Bibbia è vera, che non è una favola e che quegli eventi sono successi veramente. Considerate che Isaia è vissuto 700 anni prima di Gesù. Amen. Quindi andiamo a prendere Atti 5. Atti Allora, Atti 5 dal primo versetto. Ma un certo uomo di nome Anania con sua moglie Saffira vendette un podere. No, non c'è bisogno, sedetevi, tranquilli. State sereni. È lungo qua il discorso, la parola dura mezz'oretta sola, solo la parola. Va bene. Quindi Atti 5, versetto 1. Ma un certo uomo di nome Anania con sua moglie Saffira vendette un podere e trattenne per sé una parte dell'importo d'accordo con la moglie e andò a deporre il resto ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse: Anania, perché a Satana ha riempito il tuo cuore per farti mentire allo Spirito Santo e trattenere una parte del prezzo del podere? Se questo restava invenduto, non rimaneva tuo? E il ricavato della vendita non era forse a tua disposizione? Perché ti sei messa in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. La storia di Anania ci racconta la storia dell'uomo. Oggi vi voglio parlare di una cosa particolare, della spada. Perché la spada è qualcosa che riesce a ferire una persona e anche ad ucciderla. Certe volte la nostra lingua è una spada. Ognuno di noi ha a disposizione una spada. Se noi usiamo quella spada, tra virgolette, un pochino ci difendiamo. Se non lo usiamo, possiamo morire. Anania ha fatto una cosa che, secondo me, non è normale, nel senso che, se voi ci fate caso, non è che Anania ha detto, ecco, non c'è una parola da parte di Anania. Anania omette una verità. Omettere una verità è altrettanto pericoloso che dire la verità, che non dire la verità, scusatemi, cioè che dire una menzogna. Qua succede la stessa cosa, Anania omette una verità. Certo, poi è costretto a dire no, ma è tutto quello che c'ho, tutto quello che era. E Pietro gli dice, ma scusami, ma non era meglio che parlavi con verità? Non era meglio che dicevi qual era la realtà delle cose? Dico, la terra era tua, anche che te lo vendeste, ma qual è il problema? I soldi sono sempre tuoi, ma anche che te sei trattenuto una parte, qual è il problema? Era sempre tuo, la parte che hai trattenuto per te. Dio non ama l'omissione come Dio non ama la menzogna. Ed è impressionante come, guardate una cosa, che cosa dice?
Perché ti sei messo in cuore questa cosa? Ed è sempre quella la fonte della nostra vita, il cuore. Quello che c'è nel nostro cuore esce dalla nostra bocca. Lui si era messo in cuore questa cosa e aveva mentito allo Spirito Santo. Voi non venite a dire bugie a me. Carmelo è un uomo come voi. Voi quando mentite a me o tra di voi o a chiunque, voi non mentite alle persone, voi state facendo un torto a Dio, non agli altri. Il versetto 5 dice: all'udire queste cose Anania cadde e spirò. Ora voi mi dovete dire una cosa: ma com'è possibile che Dio non sia stato misericordioso con Anania? Com'è possibile? Com'è possibile? Io non me lo posso spiegare. Come mai un Dio di misericordia, un Dio buono, guardate che Pietro non ha lanciato nessuna maledizione. Pietro non ha detto solo: tu non hai mentito a me, tu hai mentito allo Spirito Santo. All'udire queste cose, Anania morì. E ci arriveremo perché è morto. Continuiamo. Allora si alzarono alcuni giovani, lo avvolsero, lo portarono fuori e lo seppellirono. Ora circa 3 ore più tardi entrò anche sua moglie, ignara dell'accaduto, e Pietro le rivolse la parola dicendo: dimmi, avete voi venduto il potere per tanto? Ed ella rispose: sì, pertanto. Allora Pietro le disse: perché vi siete messi d'accordo di tentare lo Spirito del Signore? Ecco, i piedi di coloro che hanno sepolto tuo marito sono all'uscio e porteranno via anche te. In quel momento ella cadde ai suoi piedi e spirò. E i giovani entrati la trovarono morta, la portarono via e la seppellirono accanto a suo marito. Spiritualmente questa parola ci dice una cosa: dobbiamo avere un pensiero diverso, rinnovato. Il fatto che questi giovani si alzano e prendono i morti significa che noi dobbiamo alzarci nello spirito e togliere le cose morte che sono dentro di noi, perché le cose morte che sono dentro di noi uccidono il nostro spirito, uccidono le cose sante di Dio in noi. Guardate che non sono i migliaia di peccati che noi possiamo fare ogni giorno, anche se sono cose che possono allontanano lo Spirito di Dio in noi, ma la menzogna è peggiore. Ma ancora peggio della menzogna è non parlare, non andare a Dio, non rivelare il proprio cuore, non aprirsi. Vogliamo andare a leggere Esodo 17:9. E Mosè disse a Giosuè: scegli per noi degli uomini ed esci a combattere contro Amalek. Domani io starò sulla vetta del colle col bastone di Dio in mano. Col bastone di Dio in mano. Giosuè fece come Mosè gli aveva detto e combatté contro Amalek, mentre Mosè, Aronne e Ur salirono sulla vetta del colle. Ora avvenne che quando Mosè alzava le mani, Israele vinceva, quando invece abbassava la mano vinceva Amalek. Poiché Mosè sentiva pesare le mani dalla stanchezza, presero una pietra, la collocarono sotto di lui ed egli si sedette, mentre Aronne e Ur, uno da una parte e uno dall'altra, sostenevano le sue mani. Così le mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. Perciò Giosuè sconfisse Amalek e la sua gente. Perciò Giosuè sconfisse Amalek e la sua gente, passandoli a fil di spada. Ricordate questa cosa, passandoli a fil di spada. Questo evento miracoloso ci racconta diverse cose. Alla fine lo collegheremo con Anania e Safira, ma questo evento miracoloso ci racconta una storia. Ci racconta di Mosè che strategicamente istruisce Israele, istruisce Giosuè su come iniziare un combattimento. Pensate che era gente che era stata schiava, era appena uscita dall'Egitto, ok? Sapevano fare i mattoni
di paglia, ma non sapevano fare armi. Ci siete? Quindi qua ci voleva un miracolo e il miracolo fu Mosè. Mosè se ne andò sulla vetta del colle, alzava le mani, implorava a Dio e mentre lui teneva le mani alzate Giosuè vinceva. Quando era stanco, mischino, che abbassava le mani, Giosuè perdeva. Amalek, diciamo, aveva la meglio. Quindi ci sono due tipi di combattimenti qua. Aprite la mente, due tipi di combattimenti. Il primo combattimento è un combattimento naturale e spirituale, mentre il secondo combattimento è solo spirituale. Il primo combattimento richiede una certa dose di coraggio perché io devo affrontare nemici, mentre il secondo combattimento non richiede coraggio. Anzi, il secondo combattimento è proprio quello che noi non amiamo, perché è quello che ci fa riposare tranquilli, tanto non succede niente. Quindi Dio, per farci muovere nello spirituale, deve muovere qualche cosa nel naturale. Ci siete? La battaglia se la potevano evitare, ma siccome era gente che non è che era tanto, diciamo così, spirituale, per niente, l'unica cosa, Dio per svegliarli ha dovuto creare un evento naturale affinché spiritualmente loro si svegliassero. Amen. Quindi non vi preoccupate se avete problemi nella vita. Evidentemente pregate poco nello spirituale, quindi Dio per svegliarvi nello spirituale deve muovere il naturale in mezzo a noi. Quando muove il naturale in mezzo a noi, chissà perché, diventiamo tutti casa, chiesa e preghiera. Quando non succede niente attorno a noi, ci riposiamo. E non è normale questo. La preghiera è importantissima. Andiamo a leggere Esodo 17, il versetto 6 dice: ecco io sto davanti a te, la sua roccia in Oreb, là sulla roccia di Oreb. Tu percuoterai la roccia, ne scaturirà dell'acqua e il popolo berrà. Mosè fece così davanti agli occhi degli anziani degli Israeliti, di Israele. Che succede? Che per avere un combattimento vero, prima di tutto bisogna bere l'acqua. In questo caso gli ebrei, prima di affrontare il nemico, hanno ricevuto Gesù nella loro vita. La roccia rappresenta Cristo e l'acqua che usciva dalla roccia rappresenta la parola di Dio. Amen. Dì alla persona accanto a te: devi cercare Gesù. Devi cercare Gesù. Se tu non hai Gesù, no, questo. Se tu non hai Gesù nella tua vita, appena c'è un combattimento, tu lo perdi, non lo vinci. Gli ebrei hanno dovuto prima bere dalla roccia, quindi ricevere Gesù nella loro vita, e dopo finalmente hanno potuto combattere nel naturale e nello spirituale e avere vittoria. Quindi un'altra cosa che ci dice questa parola è che certe volte da soli non è sufficiente, bisogna che siamo in 2 o 3. Ce lo conferma anche il Vangelo. Mosè era da solo e quando era solo si stancava, spiritualmente si indeboliva, aveva bisogno di altri 2 che lo sostenevano. Poi ci dice ancora che per combattere a livello naturale, prima di tutto dobbiamo essere pronti spiritualmente, perché nel naturale si vince solo se siamo pronti nello spirituale. Amen. Sono complicato? Lo capite quello che vi voglio dire? Se prima non abbiamo la mente e il cuore di Dio, nel naturale noi perdiamo. Nelle cose naturali, nel carnale, in questo mondo, noi non abbiamo vittoria perché non abbiamo avuto vittoria prima nelle cose spirituali. Amen. Gesù dichiara in Matteo 20:34: non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettervi la pace, ma la spada. Ricordate che Giosuè ha ucciso gli Amalechiti a fil di spada, storicamente è un evento vero. Non vogliamo criticare noi la parola di Dio perché Dio ha deciso in quella maniera, ma vi assicuro che anche gli Amalechiti hanno avuto la loro occasione di ravvedimento. Quindi Dio, essendo giudice, dichiara come un giudice qualsiasi la condanna di qualcuno.
e quella era la loro condanna per la disubbidienza che hanno rivolto a Dio. Amen? Ma gli Amalekiti, e in particolare quel povero pazzo di Amalek, sono forze spirituali, nemiche, sono demoni che ci attaccano, che vogliono distruggerci. Amen. Giosuè rappresenta Cristo Gesù che viene in nostro soccorso. Amen. Ci siete? Mosè rappresenta, non ve lo voglio dire ancora. Quindi Gesù ci dice: non pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra, ma sono venuto a portare la spada. Ora, come fa Gesù a dire in Matteo 5,9: beati coloro che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio? Ma come fa Gesù a dire da una parte operate per la pace e dall'altra parte dice io ho portato una spada? Non ho portato la pace, ho portato una spada. Gli apostoli, che sappiamo di quale illuminazione godevano, arrivato a un certo punto, guardate che dice Luca 22,49: allora quelli attorno a Gesù, vedendo ciò che stava per accadere, gli dissero: Signore, dobbiamo colpire con la spada? E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio destro. Ma Gesù rispondendo disse: lasciate, basta così. E toccato l'orecchio di quell'uomo lo guarì. In Matteo 26,51 riporta lo stesso fatto e dice così: ed ecco, uno di quelli che erano Gesù stese la mano, trasse fuori la sua spada e percorse il servo del sommo sacerdote, recidendogli un orecchio. Allora Gesù gli disse, si gira e ci fa: riponi la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che mettono mano alla spada periranno di spada. Ma qual era sto genio che aveva la spada appresso? Chi era questo genio che aveva la spada appresso? Giovanni 18,10. Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la sfoderò, percorse il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio destro. Ora quel servo si chiamava Malco. Ma Gesù disse a Pietro: riponi la tua spada nel fodero. Non berrò io il calice che il Padre mi ha dato? Quel genio di Pietro ma siamo così anche noi siamo geniali come Pietro, no? Noi recepiamo benissimo la parola che dice: io ho portato una spada, non ho portato la pace, ma ci dimentichiamo l'altra parola che dice: beati gli operatori di pace. Pietro ha fatto la stessa cosa, si è collegato nella mente a quella parola, ma si è completamente scollegato dal sermone di Gesù sul monte che dice: beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Ma Gesù non parlava di una spada fisica, se no non gli diceva a Pietro: riponi la tua spada nel fodero. Ci avesse detto: bravo, continua, no, l'orecchio destro oppure quello sinistro. Ma Gesù non parlava di una spada fisica. Allora di che cosa parlava? Di quale spada parlava? E andiamo a leggere Ebrei 4,12. La parola di Dio infatti è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. Amen. Ora, siccome questa è una parola che il Signore ci ha dato tante volte, dovremmo averla nel cervello martellata su pietra. Dovrebbe essere dentro di noi qualcosa di assolutamente impresso a fuoco. La spada è la parola di Dio. Se noi vogliamo avere vittoria nelle cose naturali e nelle cose spirituali, non vi illudete, senza parola di Dio non potete fare niente. Vivrete una vita sempre tormentata dai problemi, perché non siete preparati spiritualmente, quindi nelle cose umane, nelle cose naturali poi siamo impreparati. E seppure qualche volta abbiamo la capacità di combattere a livello spirituale, siamo così orgogliosi che non chiediamo aiuto agli altri.
E peggio ancora, abbiamo la capacità di arrivare davanti a Pietro, che in quel momento era il pastore della situazione, e dirci: no, non ho niente, tutto ok, tutto a posto. Ma la spada di Dio arriva a penetrare il cuore e ad ucciderci. Anania e Safira sono morti perché la spada, la parola di Dio, perché cosa ci ha detto la parola? Che cosa diceva la parola? Guardate che ve la rileggo. All'udire quelle cose Anania cadde e spirò. Quale cose? La parola che in quel momento era stata pronunciata da Pietro. È stata una spada nel suo cuore e l'ha trafitto ed è morto. C'è una cosa particolare in questo brano. La parola che viene tradotta per doppio taglio, una spada a doppio taglio, la spada a doppio taglio ce l'avevano i romani. Era una spada piccola, più o meno intorno ai 30-40 centimetri. Il doppio taglio vuol dire che aveva due tagli, uno sopra e uno sotto, e finiva a punta, in modo tale che la spada poteva penetrare bene e tagliare sia di sotto che di sopra. Evidentemente prima le spade le facevano a un taglio solo, non lo so. Ma questo quando l'autore degli Ebrei proprio ha conoscenza di quell'arma, sa di che cosa sta parlando. E il doppio taglio ha un effetto doppio, taglia sia sopra che sotto. Amen. La parola greca che sta per doppio taglio è distomos, che appunto in riferimento alla spada significa doppio, ovvero doppio taglio. Ma se noi prendiamo la parola da sola ha un altro senso, significa doppia strada, doppia via, che non è doppiezza, ma è come se prendesse due bocche, avesse due modi di parlare, esatto, due bocche che si aprono come due bocche di un fiume. Da qui mi è venuta un'idea. La parola di Dio ha efficacia solo quindi la parola di Dio ha due bocche. Ecco, l'ho interpretata in questa maniera. Ascoltatemi perché è importantissimo questo. La parola di Dio agisce come se fossero due bocche. La prima bocca è la parola di Dio, quella che ci viene rivelata nel cuore, ma la seconda bocca deve essere la nostra bocca, cioè nel senso che io devo proclamare la parola di Dio se voglio che abbia effetto nella mia vita. Mi spiego. Se il Signore mi dice ama il prossimo tuo come te stesso, oh, bellissimo, glorioso, mi sono riempito di quella parola, ha avuto effetto su di me. Ma se io non proclamo l'amore di Dio verso il prossimo, non ho vittoria. È successo qualcosa dentro di me, ma non fuori di me. Ora, quando dice che la parola di Dio è a doppio taglio, significa anche che, guardate che dice, è in grado... Allora, divide l'anima dallo spirito, significa che divide le cose umane dalle cose spirituali. Le giunture dalla midolla, significa che arriva nella profondità dei nostri gesti, delle nostre azioni quotidiane, rivela quello che noi facciamo. E poi dice ancora, è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. Arriva fino al nostro cuore. Arriva a penetrare il nostro cuore e a capire se nel nostro cuore c'è veramente la presenza di Dio. O meglio, la parola di Dio dovrebbe avere un'azione in noi come un colino, uno scolapasta, non lo so, pensate voi. Fa passare tutto quello che non va e trattiene quello che è buono. La parola di Dio dovrebbe filtrare il nostro pensiero e dovrebbe trasformare il nostro cuore, ma lo fa nella misura in cui quella parola entra, ci viene rivelata dalla bocca di Dio, ma nello stesso tempo esce dalla nostra bocca. Ha anche un altro significato. La preghiera del credente è la dichiarazione di fede del credente, cioè io prego quella parola che mi è stata rivelata, amen, e nello stesso tempo devo credere nella parola che mi è stata rivelata, se no la parola di Dio non ha effetto in noi. Tante volte noi conosciamo gente che ha studiato la Bibbia e la continua a studiare. C'è uno che si chiama
non mi ricordo come si chiama, è uno scienziato, un linguista, un biblista, se la vede lui, quello che è, Brignoni, una cosa di questo genere. E lui legge la Bibbia e vede gli UFO, vede gli extraterrestri, vede cose strane, pianeti che si allineano, Nibiru. Lo conoscete voi Nibiru? Nibiru, voi lo conoscete che cos'è Nibiru? È un pianeta che non esiste praticamente, nella realtà non c'è. Però questo qua ha scritto dei libri, vende, ma le persone preferiscono la menzogna alla verità. Ed è per questo che la parola di Dio non ha effetto su di loro. Perché la leggono con o meglio, ricevono quella parola da Dio, perché è da Dio sempre, ma poi esce dalla loro bocca falsa, contaminata, e non ricevono niente, non c'è trasformazione. Quindi Mosè, in questo caso Mosè ha sferzato con la spada il mondo spirituale. Giosuè ha sferzato con la spada il mondo naturale. Ecco il doppio taglio. Da una parte noi con il primo taglio noi dobbiamo arrivare ai cieli e col secondo taglio noi dobbiamo arrivare al cuore. La parola di Dio ci insegna come Anania sia morto, è vero, ma a livello spirituale ci dice una cosa importante: la parola di Dio fa morire le cose cattive in noi. Fa morire le cose cattive in noi. Ed è anche un monito a noi, che un invito da parte dello Spirito Santo a dire la verità sempre, a non omettere la verità, perché sennò potremmo anche morire spiritualmente. Ma il senso vero di questa parola oggi è che dobbiamo uccidere quello che in noi, dobbiamo fare morire, non uccidere, dobbiamo fare morire in noi con la spada della parola di Dio ogni cosa che in noi è morta, la dobbiamo togliere. Non solo, la parola di Dio fa alzare in piedi i giovani. Io la vorrei andare a rileggere. Allora, un certo uomo di nome Anania con sua moglie Safira vendette un podere e trattenne per sé una parte dell'importo d'accordo con la moglie. Poi le cose si fanno sempre in due, fateci caso, o in due o in tre. Mosè si è fatto aiutare da due persone, Anania si è messo d'accordo con la moglie. Quindi mogli, per favore, se vostro marito spara una cavolata, per favore diteglielo. Mogli, mariti, se vostra moglie in quel momento sta pensando una cosa che non è parola di Dio, non vi accordate con loro solo perché siete coniugi, fateli riflettere. Amen. Amore mio, se sbaglio dimmelo, va bene, ditevelo, perché nella coppia c'è l'intimità delle cose meravigliose e delle cose terribili. La coppia ha la capacità di trascinare l'altro nella fossa, il coniuge nella fossa. Vedete voi Adamo ed Eva, che bella fine che hanno fatto. No, che è colpa sua, no, è colpa di quello. Sapete voi quando si va in montagna a scalare le montagne, che sono, che ne so, 5-6 persone, sono legate tutte alla corda. Quando uno cade, se quello che ha presso di lui non è attaccato bene, cade appresso, cade pure, e così via. Se ognuno di loro non è ben saldo alla roccia, cadono tutti e muoiono. Uno si porta tutti gli altri. Ma se anche l'ultimo della catena è ben saldo, salva tutti, riesce a salvare tutti. Meraviglioso. Nella coppia e nella famiglia è così. Occhio, ne basta uno buono nella famiglia per salvare tutti. Amen, amore mio. Amen. Gloria a Dio. Quindi, allora, d'accordo con la moglie, e andò a deporre il resto ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse: Anania, perché a Satana riempite il tuo cuore per farti mentire allo Spirito Santo e trattenere una parte del prezzo del potere? Ovvio che Pietro è stato miracolosamente illuminato, perché mica gliel'ha detto lui. Non ha parlato Anania. E se questo restava invenduto, non rimaneva tuo, e il ricavato dalla vendita non era forse a tua disposizione? Perché ti sei messa in cuore questa cosa?
Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. Voglio aggiungere che il diavolo fa le pentole e si scorda i coperchi. Attenzione, perché tutto quello che è nascosto, il Signore lo può portare alla luce. Anania, secondo me, si è vergognato da morire. Si è vergognato da morire. Ma non è morto per la vergogna, è morto per la parola che ha sentito. All'udire queste cose, Anania cadde e spirò. Non è che ci viene l'infarto perché è stato scoperto, ma perché la parola, la potenza della parola lo ha annientato. E poi dice ancora, all'udire queste cose Anania cadde e spirò. Una grande paura venne su tutti coloro che udirono queste cose. Allora, una grande paura venne su tutti coloro che udirono queste cose. La stessa parola ha toccato anche quelli che erano in santità, tra virgolette, e li ha portati ancora più in santità. Allora si alzarono alcuni giovani, lo avvolsero, lo portarono fuori e lo seppellirono. Allora si alzarono alcuni giovani, significa che dentro di noi si devono alzare le cose di Dio, le cose fresche di Dio. La parola di Dio si deve alzare dentro di noi, perché quella è l'unica cosa che toglie le cose morte dalla nostra vita. Amen! Dire alla persona accanto a te, alzati giovane e porta via le cose morte. Amen! Quindi circa 3 ore dopo, più tardi, entrò anche la moglie, ignara dell'accaduto. E Pietro rivolse la parola dicendo, dimmi, avete voi venduto il podere a tanto? Ed ella rispose sì, pertanto. Allora Pietro le disse, perché vi siete messi d'accordo di tentare lo spirito del Signore? Ecco, i piedi di coloro che hanno sepolto tuo marito sono all'uscio e porteranno via anche te. In quel momento ella cadde ai piedi e spirò. Cadde ai suoi piedi e spirò, e i giovani entrati la trovarono morta, la portarono via e la seppellirono accanto a suo marito. Anche per seppellire le cose vecchie, le cose morte, ci vuole tempo, almeno 3 ore. Per cui quando siete convinti che dovete sistemare un vostro pensiero, sistemare una situazione, mettetevi davanti al Signore il tempo necessario per seppellire quella cosa. Abbiamo detto che la parola di Dio ci insegna di non far tramontare l'ira, di non far tramontare il sole sopra la nostra ira. La stessa cosa ha valore quando nella nostra vita c'è un problema. Non dobbiamo fare tramontare il sole su quel problema, dobbiamo dargli il tempo necessario per essere curata, guarita, liberata. Amen? La cosa importante è la parola di Dio nella nostra vita, perché quella trasforma completamente il nostro modo di agire, il nostro modo di vedere le cose. La parola di Dio ci rende liberi veramente, perché il nemico che ci vede combattenti sta lontano. La parola di Dio ci prepara alla guerra, ma per essere preparati alla guerra bisogna che la roccia abbia dato l'acqua. La roccia abbia dato l'acqua alla nostra vita. Dalla roccia si è scaturita l'acqua per noi. Se noi non siamo dissetati da Cristo, la parola di Dio in noi è possibile che non abbia efficacia. Abbiate coraggio di lottare nel naturale quando è necessario, ma di non addormentarvi nello spirituale. Perché se vi addormentate nello spirituale, nel momento in cui dovete affrontare il nemico nel naturale, e noi non combattiamo carne e sangue, noi combattiamo principati, potestà, spiriti malvagi. Le persone certe volte sono mosse da questi spiriti malvagi e quindi siamo costretti anche a combattere nel naturale, ma se non siamo pronti nello spirituale le nostre parole sono inutili. Perché? Perché una spada ad un taglio non ha lo stesso effetto. Il doppio taglio avviene quando la parola di Dio è già dentro di noi e quindi noi poi sappiamo usarla fuori. Non possiamo fare rispirte di quello che non sappiamo. Dobbiamo sapere, il sapere ci arricchisce, la parola di Dio ci arricchisce, la parola di Dio ci libera. Mosè e Giosuè erano la lama l'uno opposto all'altro della stessa spada.
Una ha combattuto nello spirituale e l'altra ha combattuto nel naturale e hanno vinto la battaglia. Amen? Per cui, quando vi voglio dire l'ultima cosa, è in base a un evento non molto lontano, diciamo recente, è inutile che poi venite a piangere, a me è successo questo, è successo quello, quando poi voi fate il gioco del diavolo. E noi facciamo il gioco del diavolo quando non ascoltiamo la parola di Dio, o meglio, l'ascoltiamo, entra dalla bocca di Dio in noi, ma da noi non esce in potenza. Amen? Quindi quello che il Signore ci dice di fare lo dobbiamo recepire dentro di noi per salvezza nostra, ma dobbiamo far sì anche che esca dalla nostra bocca per avere un effetto doppio, una spada a doppio taglio. Se vogliamo che i cuori vengano toccati, se vogliamo che le persone vengano toccate fin nelle midolla, nelle giunture, nell'anima, nello spirito, noi dobbiamo Amen. Noi dobbiamo essere pieni di Spirito Santo e pieni della parola di Dio. Amen. Signore, noi ti vogliamo ringraziare, ti vogliamo lodare. Noi vogliamo venire alla tua presenza, Signore, e vogliamo che il tuo Spirito venga in noi, Signore, e ci faccia recepire quello che la tua parola ci ha dettato questa sera. Signore, noi vogliamo una spada potente nella nostra vita, una spada, Signore, nelle nostre mani, che sia forza, che sia potenza, che sia distruttrice, Signore, delle cose spirituali, distruttrice, Signore, delle armate del nemico. Vogliamo essere, Signore, come Mosè e Giosuè, combattenti, Signore, e vincitore delle cose malvagie. Intervieni con potenza, Padre, nel nome di Gesù. Vieni, Signore, metti in noi la giusta parola, la giusta dose della tua parola, Signore, la giusta potenza, Signore, dentro di noi, affinché possiamo, Signore, avere vittoria davanti al nemico. Non vogliamo, Signore, omettere nessuna parola, non vogliamo avere una spada spirituale conservata, Signore. Non vogliamo nemmeno, Signore, confondere, come si è confuso Pietro, Signore, con una spada naturale vera, Signore, capace di uccidere le persone, non di salvarle. Noi, Signore, vogliamo avere il tuo Spirito in noi, che ci guidi ad usare la tua parola secondo il tuo cuore, secondo il tuo pensiero. Oh Signore eterno, vieni nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Vogliamo, Signore, togliere da noi ogni cosa morta, ogni cosa vecchia. Vogliamo, Signore, che la tua parola si elevi dentro di noi. Signore, porti via, seppellire lontano le cose morte che sono dentro di noi, le cose vecchie, Signore, le cose che puzzano di vecchio, di morto, Signore. Qualsiasi cosa sia il peccato, Signore, la ribellione, l'omissione. La ribellione, già l'ho detto, Signore, 2 volte vuol dire che è importante. Ogni cosa, Signore, che non ci rende santi. Vieni, Signore eterno. Vieni, Signore eterno. Fai entrare la tua parola in noi, Signore. Fai entrare la tua parola in noi, Signore, come una spada potente, Signore, che tocchi il nostro cuore, Signore. Mettiamo la mano sul cuore. Signore, la tua parola ci rivela quali sono i difetti dentro di noi. È il filtro, Signore, che ci dimostra e ci rivela cosa noi dobbiamo aggiustare nella nostra vita. La tua parola, Signore, ci rivela qual è il nostro peccato, qual è la nostra mancanza, come ci comportiamo e come ci dovremmo comportare. Signore, quella è la potenza della spada. La tua parola che entra in noi e che allo stesso tempo esce fuori, Signore.
per applicarsi alla nostra vita, per parlare alle persone. Oh Eterno, nel nome di Gesù Cristo, tocca il nostro cuore ancora. Non vogliamo essere ignoranti, Signore, della Tua parola. Non vogliamo, Signore, vivere nell'agiatezza. Quando non c'è niente, non c'è guerra intorno a noi, quando le circostanze ci sono favorevoli, Signore, noi non vogliamo abbassare la guardia. Vogliamo sempre vivere nell'attesa, Signore. Perché il nemico ci gira intorno come un leone e ci vuole divorare. Cerca il momento giusto, l'occasione per saltarci addosso, e noi non vogliamo dargli quell'occasione, Signore. Noi vogliamo essere sempre pronti come dei bravi soldati per difendere la nostra vita, per difendere il nostro cuore, nel nome di Gesù, Signore. Scendi con potenza, Signore, in questo momento su tutte le famiglie di questa Chiesa, sulle mogli, sui mariti, Signore, sui figli, sui nipoti, sulle nonne, sui nonni, Signore. Scendi con potenza sui presenti e sugli assenti. Intervieni con potenza e con forza, Signore. Fa che uno diventi la salvezza di tutti, se tutti sono portati verso la perdizione. Intervieni, Eterno, nel nome di Gesù Cristo. Lega ognuno, Signore, con una corda ben saldata alla roccia, Signore. Vieni, Eterno, nel nome di Gesù. Non vogliamo essere fautori della nostra rovina, vogliamo essere, Signori, cooperatori della Tua parola per la nostra edificazione. Nel nome di Gesù agisci, Signore, con potenza. Vieni, Spirito Santo, vieni, Spirito Santo, dacci la spada in mano, Signore, per avere la vittoria su di noi, sul nemico. Nel nome di Gesù, sulle persone, Signore, per vincerli al regno Tuo, per vincerli al Vangelo, Signore, per vincerli al Tuo nome, per vincerli alla salvezza, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Gloria a Te, Signore Santo, degno, Signore, di lode, di gloria e di onore. Grazie, Gesù, gloria a Te, Signore. Amen. Spirito Santo, vieni, soffia su di noi, vieni a dare vita, Signore, vieni a dare vita a quella parte che non vuole vivere, Signore. Vieni, Spirito Santo, vieni a dare vita, Signore, a tutte quelle cose che devono alzarsi, a tutte quelle cose nuove che devono alzarsi in noi, Signore. Vieni, Signore, con potenza, vieni nel nome di Gesù, vieni, Signore, nel nome di Gesù, vieni Spirito Santo a muoverti dentro di noi, a soffiare, vieni Spirito Santo, vieni ad aprire questi cuori, vieni, Signore, vieni a dare vita e vita in abbondanza, Signore, vieni a rotolare la pietra davanti a noi, Signore, vieni, Signore, fa risuscitare, Signore, tutto quello che deve risuscitare, ora in questo momento, Signore, perché noi vogliamo essere uomini nuovi, uomini freschi, uomini giovani, Signore, per dare gloria al Tuo santo nome, per muoverci, Signore, alla Tua maniera. Vogliamo essere pronti, Signore, sia umanamente che spiritualmente. Vogliamo essere pieni e ricchi e ripieni e vogliamo essere risvegliati, risorti nel Tuo nome, per dare gloria al Tuo santo nome, perché noi vogliamo che la Tua parola, Signore, dentro di noi crea potenza e fuori di noi crea potenza, nel nome di Gesù, perché Tu per questo la mandi.
ora esci